La Nuorese è tornata al lavoro per preparare la difficile trasferta di Genzano che la porrà alla Cinzia, cui servono punti salvezza. Ritornando alla sfida con Rieti, ai verdeazzurri rimane la soddisfazione di aver giocato ad armi pari con l'ex capolista. Questi i commenti a fine partita di Alessandro Cadau ed Enrico Veracchi. Abbiamo ottenuto un buon punto secondo me, contro un'ottima squadra, una squadra, insomma la capolista è una squadra ben organizzata che secondo me è una che lotterà insieme a Grosseto e Viterbese per la vittoria di questo campionato, quindi penso che è un buon punto dal nostro punto di vista. Primo tempo abbiamo cercato di fare sempre il nostro gioco, loro comunque sono una squadra ben organizzata e ci hanno chiuso tutti gli spazi, quindi abbiamo concesso qualche ripartenza, loro sono riusciti ad andare in vantaggio, però penso che alla fine il punto sia un punto giusto, abbiamo fatto una buona prestazione, non un'ottima prestazione ma una buona prestazione, penso che sia giusto il pareggio. Abbiamo fatto un ottimo secondo tempo e comunque abbiamo dimostrato che quando ci mettiamo a giocare possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra, però rimane magari l'amarezza. La prima mezz'ora abbiamo subito il gol, abbiamo concesso un po' troppo secondo me e da questo punto di vista dobbiamo crescere. Si guarda avanti, insomma, andate a Genzano, poi Muravera e Arzachena. Sì, dobbiamo continuare a crescere, a lavorare, a fare come stiamo facendo e inizieremo anche a raccogliere sicuramente qualcosa in più.